Il piatto di oggi è con le vongole, la vongolata ubriaca. Caratteristica di questo piatto è l'utilizzo della birra anziché nella sfumatura del vino e il pecorino siciliano in crema. Un'ampia letteratura scientifica ci dimostra anche che l'assunzione di 2-3 porzioni di pesce nell'arco di una settimana agisce anche su un'altra patologia notevolmente importante, qual è appunto la depressione e il cancro al fegato. Adesso partiamo col procedimento. Metto l'olio nella padella, un bel giro abbondante, schiacciamo l'aglio, sempre in camicia, il peperoncino, a questo punto aggiungiamo dei gambi di prezzemolo, saltiamo, le vongole, li copriamo con un coperchio. Nel frattempo che le nostre vongole si aprono, prepariamo un trito di prezzemolo. Siamo quasi pronti per la sfumatura con la birra. Gli darà alle vongole un sapore più deciso, più compatto rispetto al vino. Nel frattempo che le nostre vongole e la nostra birra lavorano, prepariamo la crema di pecorino siciliano. Adesso che abbiamo grattugiato il nostro pecorino siciliano, vediamo se le nostre vongole sono pronte per essere ripulite e filtriamo anche la birra. Filtriamo la birra e la teniamo da parte, servirà per amalgamare la pasta. Mettiamo giù i nostri spaghetti, rimettiamo nella padella l'olio, l'aglio privo della sua camicia e un peperoncino. Intanto con l'acqua di cottura della pasta facciamo la nostra cremina di pecorino. A questo punto possiamo togliere l'aglio e il peperoncino, trasferiamo la pasta nella padella, mettiamo la nostra birra, succo di birra, le vongole, e a fuoco spento metteremo la nostra cremina di pecorino. Amalgamiamo il tutto. Andiamo nell'impiattamento.
Il piatto è pronto.